viticola, la biodiversità viticola, i custodi, i vitigni e i vini. È un libro scritto a più mani, frutto di un grande lavoro, di una grande passione del gruppo Graspo, coordinato da Aldo Lorenzoni, ma andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Giovanni Ponchia, la biodiversità viticola, i custodi, i vigneti e i vini. Un progetto importante, di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto avviato circa 2 o 3 anni fa da un gruppo di ex professionisti che si è reinventato una seconda vita professionale focalizzando la propria attenzione sulla ricerca e sulla eventuale rivalutazione di vitigni estinti o sull'orlo dell'estinzione o comunque poco diffusi, che in realtà erano molto radicati nei nostri territori. E la loro ricerca sin dall'avvio ha guardato in maniera quasi spontanea, naturale, a est della zona di provenienza, quindi guardando ai Iberici e agli Euganei come a un indiscutibile piccolo serbatoio di biodiversità dal punto di vista viticolo. Se noi andiamo a vedere le cronache degli anni 40-50 del secolo scorso, venivano recensiti e nominati vitigni oggi assolutamente quasi sconosciuti, più come la Negrara, la Corbina, la Cavrara, la Cenerente. E l'azione di questo gruppo è preziosissima perché mai come oggi, che stiamo in qualche modo riscontrando sulla nostra pelle gli effetti di questi cambiamenti climatici, può essere utile guardare al passato, può essere utile andare a vedere se per caso ci siamo dimenticati in qualcosa del nostro passato, se per caso abbiamo troppo frettolosamente archiviato delle varietà o delle varietà da uva che hanno magari qualcosa da dire, hanno qualcosa da raccontare ulteriore sui nostri territori. Credo che Vinitaly sia una bellissima occasione per far partecipi tanti appassionati e tanti esperti di quelli che sono ad oggi le evidenze che si possono riscontrare poi nei bicchieri, perché la cosa bella è che non parliamo più di cose che non esistono, ma parliamo di cose che abbiamo in bottiglia nei bicchieri che cominciano a girare anche a livello di microvinificazione, e dal punto di vista didattico per noi operatori è una cosa molto importante. È un progetto che è già iniziato, non vediamo in questo momento la fine, vediamo che ci sono già dei produttori dei nostri territori dei Iberici che sono stati in qualche modo coinvolti e che hanno e in loro è stato suscitato un interesse per alcune di queste varietà oggetto appunto di indagine da Graspo. Il primo libro è prodromico al primo In Verità, che era un piccolo opuscoletto. Con il secondo abbiamo avuto un immenso successo perché abbiamo raccolto una quantità notevolissima di uve, 62 uve che abbiamo microvinificato, perché una delle regole che ci siamo posti è quella di non parlare mai di vitigni dei quali non abbiamo il vino, e quindi tutti i vitigni che sono scritti in questo libro hanno a parte delle bottiglie di vino da degustare. Allora ci sembrava utile pensare a qualcosa che potesse essere un contenitore per il recupero e per la valorizzazione di quello che è stata la storia, perché seguendo la storia, seguendo il movimento dei vitigni si capisce la civiltà e si capisce la cultura e l'economia delle zone. Le cose antiche sono quelle su cui costruiamo il nostro presente. Nel campo dei vitigni cosa è successo? Che un amico, una persona che abita vicino a noi, Giuseppe Tocchetti, aveva la grande passione di scoprire, di raccogliere antiche varietà, antichi vitigni. Da questa è nata la voglia di coltivarne, di testarli. All'inizio mi è capitato di lavorare con ben 62 varietà diverse, un po' bianche, un po' rosse, poi un po' alla volta mi sono concentrato sui rossi e attualmente tra questi abbiamo una raccolta di 12 vitigni in microvinificazione, da cui potrebbe ripartire la nuova viticoltura, sono tutti vitigni che erano comuni fino a metà 800,
e che adesso sono un po' dimenticati. Si sono salvati dalla fillossera in isole, in orti urbani, lungo delle pergole e così via. Ogni anno facciamo a novembre una festa di questi vitigni appena vinificati e sentiamo dal pubblico indifferenziato, quali sono più graditi. Per il momento siamo arrivati a ripiantarli in maniera professionale, ripiantarne alcuni come la Turchetta in primis, poi la Corbina, la Corbinella, la Recantina e così via, ed è una esperienza da fare perché ci riporta coi gusti in mezzo a sentori del passato, ma soprattutto fa rinascere una cucina che è molto semplice, molto ruspante, quella che si trovava normalmente nelle osterie, nei baccari, nelle vecchie trattorie, e che secondo me dobbiamo riconsiderare perché c'è un grosso rischio di perderla. La biodiversità viticola che si presenta come un patrimonio antico che fa parte della DNA della nostra gente e del nostro territorio. A recuperare questo vuol dire pensare al futuro, anche come forma di allevamento della vite, anche come forma di nuovo rapporto con la terra. Io parlo da naturalista ovviamente, ma abbiamo sotto gli occhi tutte le condizioni in cui abbiamo portato la terra usandola solo come strumento. È una materia viva, va riportata alla vita e alla biodiversità delle vecchie viti. Questo ci aiuterà molto anche per le future generazioni a reinterpretare il passato per capire e gestire il futuro nel cambiamento climatico soprattutto.